Grazie, consigliere Finco, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, in merito al bilancio, molte questioni sono già state toccate da molti di voi e ognuno ha portato le istanze e le esigenze del proprio territorio. Però secondo me bisogna inquadrare bene la situazione prima di fare delle valutazioni in merito alla Regione Veneto, all'operato della Giunta regionale e della maggioranza. Perché mentre noi in Veneto stiamo litigando tra maggioranza ed opposizione, qualcun altro a Roma se la ride e purtroppo gestisce i nostri soldi in maniera folle e adesso vi do qualche dato. Guardate, prima mi sono fatto mandare da Beppe Bortolussi i dati in merito ai tagli alle autonomie locali che sono stati attuati negli ultimi 2 anni, dal 2011 al 2013. Vi dico solo che per le regioni a statuto ordinario, i governi Monti e Letta, dove fortunatamente la Lega non ha mai partecipato alla realizzazione di questi governi, no, ma vi do questi dati. Alle regioni a statuto ordinario questi 2 governi hanno tagliato 8 miliardi e 800 milioni. Alle regioni a statuto speciale hanno tagliato 5 miliardi e 300 milioni. Alle province 2 miliardi e 915 milioni e ai comuni hanno tagliato 8 miliardi e 450 milioni. Per un totale in soli 2 anni di 25 miliardi e 465 milioni di euro. La cosa però che dà ancora più fastidio è che se noi andiamo a vedere di quanto è aumentata la spesa dello Stato in questi 2 anni, troviamo una somma molto strana, e cioè che la spesa dello Stato in questi 2 anni è aumentata di ben 12 miliardi di euro. Allora, siccome i numeri sono numeri, 25 miliardi più 12 vuol dire che lo Stato in questi 2 anni, nonostante i tagli alle autonomie locali, ci è costato la bellezza di 37 miliardi di euro. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi che fine fanno questi soldi, perché noi possiamo tagliare tutti i capitoli di bilancio, possiamo ogni anno vedere qual è, dove mettere le risorse che abbiamo e magari darci degli obiettivi, darci delle priorità. Però finché abbiamo dei governi che ci trattano in questa maniera e che tagliano la bellezza di 37 miliardi alle autonomie locali, oltretutto facendo una campagna denigratoria verso le autonomie locali, perché ricordiamoci che sono partiti contro i comuni e li hanno ridotti all'osso, perché adesso guardate, al di là dei colori di destra e di sinistra, chi fa il sindaco al giorno d'oggi è un eroe, perché si trova una marea di responsabilità, 0 risorse in cassa e con i cittadini che quotidianamente gli bussano alla porta. Hanno detto che le province sono fonte di spreco, eliminiamo le province. Bene, per carità, forse non ci siamo accorti più di tanto, almeno parlo io per Vicenza, ma penso anche Dario per Belluno, dell'assenza di questo ente, però hanno eliminato le province. E da un anno a questa parte è partita la campagna mediatica contro le regioni, perché le regioni sono tutte sprecone, perché le regioni sono fatte solamente da consiglieri farabutti che prendono i soldi dei cittadini e se li intascano. Questa è l'immagine che hanno dato. Però nessuno ha avuto il coraggio di parlare in merito ai ministeri, in merito a tutti i burocrati che stanno dietro ai 1000 politici che ci sono a Roma, e continua questa campagna mediatica. Perché? Perché vogliono annientare le autonomie locali, per accentrare tutto a livello statale, tutto a livello romano, e intanto loro se la ridono, perché vedono che noi siamo qui che litighiamo per i 500.000 euro, per il 1 milione di euro, per i 10 milioni di euro per la Grande Guerra. E loro intanto continuano a mangiare, a fregarsene dei bisogni e delle necessità della gente, e poi qualcuno ha anche il coraggio di venire a fare il tour elettorale in Veneto promettendo risorse e risposte a breve. Oggi non ho sentito parlare di una tematica importante, che è quella che riguarda la cassa integrazione in deroga. E guardate, io quotidianamente, ma penso anche ognuno di voi, incontra lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che mi chiedono: perché la Regione Veneto non mi paga la cassa integrazione? Perché c'è qualcuno, in particolar modo anche qualche sindacato, che va in giro a dire che la Regione Veneto ha i soldi in cassa ma non vuole pagare. Questa è una cavolata, perché la realtà è che il governo, in particolar modo lo Stato centrale, non concede questi soldi alle regioni e quindi di conseguenza noi non possiamo pagare le casse integrazione. Ci sono degli arretrati ancora del 2013 da pagare. Hanno creato un fondo nazionale dove erano previsti 600 milioni di euro e di questi attualmente ne mancano ancora metà da pagare ai nostri
lavoratori, i nostri dipendenti che hanno sempre pagato le tasse all'interno di questo Paese. Per il 2014 è prevista una necessità di 1 miliardo di euro per la cassa integrazione. Voglio vedere il governo Renzi in dove troverà queste risorse. Per questo vi dico che noi possiamo continuare a parlare e litigare tra di noi, ma se non abbiamo il coraggio di prendere delle iniziative forti non possiamo andare da nessuna parte. L'altro giorno è stato approvato il Salva Roma, bene, 560 milioni a favore del Comune di Roma. Marino ha minacciato, se non mi date i soldi io blocco la città di Roma. Il Veneto dovrebbe fare la stessa cosa. Se non mi dai le risorse necessarie per pagare se non altro la cassa integrazione ai miei poveri operai, io blocco il Veneto. Questa dovrebbe essere una presa di posizione forte e che la gente, sono sicuro, ci darebbe una mano in questo tipo di iniziative. Abbiamo visto una calamità naturale 2 mesi fa, abbiamo visto il problema delle alluvioni e i problemi della montagna veneta, che non è solamente bellunese ma anche quella vicentina e veronese, dove ormai la neve non è più un qualcosa che ti porta denaro ma un qualcosa che ti preoccupa. Perché? Perché dopo le nevicate, oltre a tutti i problemi, ti trovi con il disgelo, quindi col problema delle frane, degli smottamenti, degli asfalti da fare, dalle spese che i comuni non possono supportare, non riescono a far fronte alle necessità che purtroppo il maltempo ci causa. Abbiamo le imprese che ci chiedono maggiori investimenti per quel che riguarda tutto il sistema informatico e prima Dario Bond ha fatto un ottimo intervento, però posso capire anche i grandi investimenti che in questi anni sono stati fatti, grazie anche, vedo qui presente l'assessore Coppola, all'impegno e all'attenzione per il lavoro fatto assieme alle categorie economiche. Abbiamo una serie di problemi ambientali, noi come 7ª Commissione abbiamo elaborato una lista della spesa per un totale di 95 milioni di euro. Non so se riusciremo a dare risposte a quella lista che abbiamo presentato, però sicuramente mi auguro che la Giunta possa recepire in parte queste nostre richieste. Abbiamo il problema del trasporto pubblico locale, anche qua ogni anno dobbiamo andare a elemosinare delle risorse per poter mandare i nostri ragazzi a scuola ad un prezzo decente. Abbiamo delle ferrovie, non vedo qui l'assessore Chisso, ma che fanno schifo. Guardate, io con l'orario cadenzato ho visto che ho un treno ogni ora e mezza che da Bassano mi porta a Venezia. Mi sono fatto l'abbonamento mensile. Beh, io in treno non ci vengo più perché devo quotidianamente rapportarmi con delle persone arrabbiatissime che mi dicono: tu sei un consigliere regionale del Veneto e guardi in che treni viaggiamo. Treni sporchi, vecchi, con veramente situazioni che vorrei far fare delle analisi perché ci sono dei sedili che sono veramente una cosa indegna e vergognosa e mi chiediamo come possiamo pensare all'Expo, a pensare a un futuro della nostra regione finché abbiamo un sistema ferroviario del genere. Io penso che dobbiamo iniziare, visto che il collega Laroni prima ha toccato l'argomento dei fondi comunitari, a pensare anche a dove vogliamo investire questi benedetti fondi comunitari. Qualcuno dice che con la cultura e con il turismo non si mangia, invece secondo me con la cultura e con il turismo si mangia, soprattutto di questi tempi, dove abbiamo determinati settori che non tirano più. Dobbiamo pensare alla creazione di una rete di mobilità sostenibile. Ci sono regioni confinanti dall'Alto Adige all'Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulia che sulla mobilità sostenibile stanno investendo enormi quantità di risorse con fondi europei, ma stanno facendo degli investimenti intelligenti per ovviamente contrastare l'inquinamento atmosferico, ma per dare anche delle risposte concrete in tema di mobilità. Invece noi purtroppo stiamo ancora ragionando con vecchi sistemi e con vecchie logiche. Sta di fatto però che la Regione in questi anni ha fatto molto e ha fatto tanto, perché voglio dire con la scarsezza di risorse ha cercato di fare il possibile, soprattutto su temi fondamentali come la sanità, perché ci possono accusare di tutto, ma non di non dare risposte alla nostra gente. Ho sentito lamentele anche in merito ai 10 milioni per la Grande Guerra. Guardate, io non so se i 10 milioni siano tanti o pochi per un argomento così importante. Vi dico solamente che l'anno scorso alla cerimonia di Cima Grappa, la prima domenica di agosto, è venuto su il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, annunciando che il governo avrebbe finanziato tutti i restauri degli ossari del Veneto. L'altro giorno è arrivata la risposta che dal governo arriveranno 0 euro. E sapete qual è la condizione attualmente degli ossari dal Grappa ad Asiago al Pasubio? Che abbiamo i nostri soldati
le ossa che galleggiano nell'acqua. Questa è la situazione e questa è l'attenzione che lo Stato italiano ha nei confronti di persone che hanno dato la vita. E questo veramente la dice lunga nei confronti di uno Stato che io definisco canaglia, arrogante, che sta solamente sfruttando i propri cittadini, sperando in una lotta tra di loro, per poi ovviamente arricchirsi sempre di più a livello centrale. Guardate, prima ho sentito tantissimi interventi che condivido, sia della maggioranza sia dell'opposizione, anche del consigliere Areolon. Sta di fatto che abbiamo un anno davanti e non so quante cose potremo ancora fare, perché sostanzialmente abbiamo il bilancio, poi secondo me andrà avanti, se va bene, fino a fine anno per quel che riguarda l'attività amministrativa. Però mi auguro di riuscire a fare, assieme a tutto il Consiglio regionale, assieme a tutti i 60 consiglieri, veramente individuare quei 2-3 punti fondamentali che possano dare una speranza ai veneti, ma soprattutto di studiare una strategia politica che possa dare dignità a questa terra nei confronti di uno Stato centrale che non gliene frega niente di tutte le attività che noi facciamo, ma non gliene frega niente dei cittadini di questa regione. Grazie.